Buon pomeriggio a tutti e benvenuti qui alla Palasport di Carainati, la casa dell'Ezzelina Volley, perché fra poco inizierà la prima finale Under 18 di questa stagione. Si inizia con il maschile, si scontreranno tra loro due regine della pallavolo maschile del Veneto, il Volley Treviso in muta rossa e il Volley Pallavolo Padova, adesso che si sta riscaldando in muta grigia, che vedete alla vostra sinistra nel teleschermo. Un saluto appunto a voi che state guardando questa diretta streaming, novità di questa stagione per la FIPAV Veneto. Come dicevo poco fa, appunto si stanno scaldando questi atleti per questa finale di Under 18 maschile. Andiamo a conoscere un po' i protagonisti di questa gara. Partiamo con il Volley Treviso, con il numero 1 Giulio Codato, al numero 2 abbiamo Andrea Barutta, al numero 4 Nicolò Fisicaro, con il numero 5 Marco Novello, al numero 6 Alberto Poll, con il 7 Lorenzo Maggio, con il numero 8 Basilio Comacchio, con il numero 9 Federico Crosato, al numero 10 abbiamo Davide Soldan, con il numero 12 Matteo Mozzato, al 14 Paolo Porro, con il numero 15 invece il capitano Vittorio Marco Ceolin e al numero 16 Gonzalo Regulo Martinez. Questo il team dei ragazzi del Volley Treviso, capitanati dal primo allenatore Giovanni Cappelletto e il secondo allenatore Mauro Fanton, dirigente accompagnatore Mario Crisci. E adesso andiamo a conoscere la formazione della Pallavolo Padova. In questo momento l'arbitro fischia il termine del riscaldamento ufficiale. Al numero 3 della Pallavolo Padova Mattia Gottardo, con il 6 Leonardo Ferrato, con il numero 19 Tommaso Guzzo, al 23 il capitano Eric Beggiato, con il numero 25 Filippo Meoni, al 31 Pietro Rossi, con il 33 Stefano Artuso, al 37 Nicolas Menegazzo, con il 40 Mattia Scarin Callegaro, al 41 Riccardo Zanatta, al 45 Cristiano Rossi, 48 Mattia Sella, 58 Francesco Mainardis. Qui l'allenatore è Giorgio Sabadin, il primo allenatore, il secondo allenatore Riccardo Berto. Queste appunto le squadre che fra poco si giocheranno questa finale Under 18 maschile Regione Veneto 2019. E adesso ci sono le foto di rito, come potete vedere, che stanno caricando gli atleti per questa finale. Li vedo concentrati. Foto ricordo e rito per il Volley Treviso. Eccola qui la squadra al completo. È arrivato anche Giovanni Cappelletto alla sinistra, allenatore del Volley Treviso. E adesso andiamo dalla parte opposta, dove c'è la Pallavolo Padova, che si sta posizionando anch'essa per la foto che resterà negli annali. Intanto vedete inquadrata la coppia arbitrale e dietro Gianluca Garghella alla vostra destra, lo speaker di questa finale. Si sta concentrando anche lui. Foto di rito, ecco al completo i ragazzi della Pallavolo Padova. Finale Under 18 maschile Regione Veneto. Tutto è pronto qui alla Palasport di Carainati. Siamo in provincia di Treviso, il comune San Zenone degli Ezzelini. Potete sentire anche il tifo caricatissimo. Sta alzando i decibel qui in questo palazzetto. Vedete inquadrata la Pallavolo Padova. E adesso potete vedere tutto alla palestra. Il palazzetto è
gremito di pubblico per questa finale Under 18 maschile Regione Veneto 2018, e l'arbitro in prima Matteo Tagliaferro della provincia di Vicenza fischia. Gli atleti si salutano, la sportività è sempre alta. Vedete inquadrato il capitano di spalle con il numero 15 Vittorio Ceolin. Adesso tutta la formazione del Volley Treviso. Adesso in questo momento si vede anche la pallavolo Padova. Lascio un po' l'audio al tifo. Come potete sentire, vedete inquadrata la coppia arbitrale, anzi scusate, la formazione della pallavolo Padova, adesso del Volley Treviso. Sentite la musica, tutto è pronto per questo grande match. Stanno andando al centro del campo la coppia arbitrale che dirigerà questo incontro. L'arbitro in prima, come vedete adesso, è Matteo Tagliaferro della provincia di Vicenza, l'arbitro di seconda Marco Baldanna della provincia di Venezia. Ai segnapunti abbiamo Giulia Cumerlato di Vicenza. E adesso si salutano, si danno l'in bocca al lupo, come è giusto che sia, e sta per iniziare il match con lo starting player. Andiamo a conoscere i 7 ragazzi che inizieranno questa gara. Si inizia con Padova, con il numero 3 Mattia Gottardo, con il numero 6 Leonardo Ferrato, con il 19 Tommaso Guzzo, con il 23 il capitano Eric Beggiato, con il 25 Filippo Meoni, con il numero 41 Riccardo Zanatta, e il libero è il 48 Mattia Sella. L'allenatore è Giorgio Sabadin. Questa è la pallavolo Padova e andiamo a conoscere il Volley Treviso. Adesso vedete inquadrata ancora la pallavolo di Padova che si sta caricando per questo inizio di match, con il numero 1 Giulio Codato, con il numero 2 Andrea Barutta, con il 6 Alberto Polla, con il 9 Federico Crosato, con il 14 Paolo Porro e con il numero 15 capitano Marco Vittorio Ceolin. Il libero il numero 7 Lorenzo Maggio. E questo è appunto il sestetto che inizierà questo match per le Volley Treviso. Adesso vedete inquadrato tutto il campo di gara, manca veramente poco. Si sentono i tamburi dagli spalti e Spalla Sport di Carainati. E si fa sentire il tifo di Padova. Tutto è pronto. Si parte il servizio per la pallavolo Padova, la KON Padova, con il numero 6 Leonardo Ferrato. Lo vedete inquadrato in questo momento. Salto spin per questo servizio. Ricezione del Volley Treviso, alzata in zona 4, difesa e contrattacco di Gottardo. E trova il primo punto di questo primo set il Volley Treviso con un money out di Alberto Polla. E proprio il fautore dell'ultimo attacco vincente, vedete nel replay appunto il money out, si appresta al servizio. In battuta Alberto Polla. Salto spin, staccata la ricezione di Padova, va al servizio.
scusate, va in attacco Mattia Gottardo e trova il muro del volley Treviso. 2-0 per la formazione in muta rossa e nera. Ancora al servizio Alberto Poll. Molto composto il muro di Treviso a questo punto. Ancora servizio di Alberto Poll, ancora alzata a Gottardo, difende Treviso e va in contrattacco da seconda linea con Poll e c'è l'attacco vincente di Tommaso Guzzo. Primo punto per la KON Padova e c'è, vedete il replay, attacco e la difesa tocca il soffitto. Pronto il servizio Mattia Gottardo. C'è stato anche un cambio, è entrato il libero, è rientrato appunto Lorenzo Maggio. Errore al servizio per la KON Padova, punto per i volley Treviso. 3-1 a favore della squadra trevigiana che va in battuta con Giulio Codato. Lo vedete in basso a destra e adesso inquadratura in primo piano. Salto flotta il servizio per il giocatore di Treviso. Riceve Padova che va a attaccare con il numero 25 Filippo Meoni, ma ancora il volley Treviso. Mette le mani e trova il muro con il numero 9 Federico Crosato. Parte bene il volley Treviso, ancora il servizio con Giulio Codato, salto spin per lui, non tiene la ricezione di Padova con un po' di difficoltà, quindi palla alta ma trova un bellissimo, scusate, finisce out il pallone, l'avevo vista dentro ma mi sono sbagliato sicuramente. Attacco fuori, quinto punto per il volley Treviso che si porta più 4 a lunghezza in questo primo set. Ancora il servizio il numero 1 di Treviso, Giulio Codato. Lo vedete inquadrato, salto flot il servizio, questo giocatore becca la zona di conflitto e c'è la difesa del volley Treviso, la contrattacco e trova il money out Paolo Porro e chiama time out Giorgio Sabadini. Lavoriamo come abbiamo fatto, facciamo teoria davanti, colpo sulla pannella, va bene? Vamos! E si riprende questo primo set. Avanti il volley Treviso 6-1 in questo primo set della finale under 18 maschile. Ancora il servizio Giulio Codato, salto flotta e è in difficoltà la ricezione della KON di Padova ed c'è il contrattacco e ancora contrattacco. Benissimo il muro di Treviso, buona la copertura della KON di Padova. Il pallone non vuole cadere e trova la meglio diagonale vincente di Filippo Meoni. Secondo punto per la KON di Padova in questo primo set. Pronto al servizio numero 41 Riccardo Zanatta. Staccata la riccia del volley Treviso. Muro di Padova e contrattacco da copertura del volley Treviso. Vedete come giocano le due squadre, un gioco molto pulito. Alla fine il punto lo porta a casa la KON di Padova sull'errore in attacco di Paolo Porro. Forse qualcuno si è accorto che il volley Treviso gioca col doppio alzatore in campo, uno dei due è
Andrea Barutta, ex di turno perché giocava con la Chiojane di Padova. Al fronte opposto al servizio Riccardo Zannata, trova un mezzo ace perché arriva una free ball nel campo della Chiojane, vediamo se la sfrutta al meglio, e la sfrutta al meglio mettendo a segno questo attacco vincente grazie alle mani di Tommaso Guzzo. 6-4 il parziale, vedete replay, diagonale e punto. Ancora il servizio Riccardo Zannata, salto flot per lui, ricezione ancora staccata di Treviso. Questa volta Paolo Porro trova il money out, interrompe questa serie positiva della Chiojane di Padova, si riporta a più 3 la formazione guidata da Giovanni Cappelletto. Vedete replay, alzata dietro di Andrea Barutta e attacco vincente dell'altro alzatore Paolo Porro, e proprio Paolo Porro adesso è il servizio. Salto spin, bella battuta e bella anche ricezione della Chiojane di Padova. Sfetta ancora il muro di Treviso e non tiene la difesa di Padova. Ottavo punto per la formazione trevigiana, ancora il servizio con il numero 14 Paolo Porro, lo vedete inquadrato in questo momento insieme a tutto il resto della squadra di Treviso che non gioca in campo. Trova la rete, il pallone schiacciato da Paolo Porro. Quinto punto per la formazione della Chiojane di Padova che va al servizio con il numero 19 Tommaso Guzzo. 8-5 il parziale in questa finale Under 18 maschile Regione Veneto 2019. Salto flot, riceve male il volley Treviso e attacca out Andrea Barutta. Altro punto per la Chiojane di Padova, il sesto. 8-6 il parziale, ancora in battuta il numero 19 Tommaso Guzzo. Vedete il replay, quadrata la prima linea della Chiojane di Padova e adesso appunto il battitore. Salto flot, palla staccata fuori dai 3 metri, alzata in zona 2, viene difesa dalla Chiojane di Padova e non ci pensa 2 volte ad attaccare questo pallone il regista di Padova Leonardo Ferrato. 8-7 si porta a -1 la formazione guidata da Giorgio Sabadini in questo primo set. Ancora il servizio con il numero 19 Tommaso Guzzo. Salto flot, ancora ricezione staccata e trova l'attacco vincente Andrea Barutta. 9-7 il parziale, adesso il servizio va il capitano del volley Treviso Marco Vittorio Ceolin. Salto flot per lui, ricezione direi buona di Padova, muro e copertura da parte dello stesso giocatore, free ball per la Chiojane che sfrutta chiamando in causa l'opposto. Il pallone non vuole cadere e c'è l'invasione, se ho visto bene, da parte del volley Treviso. Punto per la Chiojane Padova, 8 Padova, 9 Treviso in questo primo set. Vedete l'inquadratura della prima linea della Chiojane di Padova. Al servizio abbiamo il numero 25 Filippo Meoni. Salto spin per lui. Muro di Padova ma copertura di Treviso e trova ancora il punto alla Chiojane di Padova con questo contrattacco. 9-9 parità in questo primo set. Ha recuperato tutto lo svantaggio la squadra pattavina, nuovamente al servizio con Filippo Meoni. Salto spin per lui. Ricezione buona di Treviso, primo tempo che viene difeso e contrattacco di Gottardo, ma se non ha trovato il punto con il primo tempo Federico Crosato lo trova mettendo molto bene le mani. Guardate il replay,
e murando l'avversario. Imprendibile quasi questo pallone, murato da parte di Crosato su attacco di Gottardo. Proprio Federico Crosato al servizio, inquadrato in questo momento, salto flot per lui, cerca l'angolino in zona 1 ma la palla finisce out, quindi di nuovo paritata queste due formazioni, 10-10. Al fronte opposto è pronto al servizio il numero 23, il capitano Eric Beggiato. Salto spin per lui e trova l'ace sulla zona di conflitto. 11° punto per la KON Padova, che si porta in vantaggio in questo primo set della finale Under 18. Prima volta in vantaggio in questo primo set. Ancora al servizio il numero 23, il capitano Eric Beggiato. Vedete inquadratura nel primo piano del battitore. Questa volta arriva una ricezione più di Treviso e si trova con il muro aperto Alberto Paul e sfrutta al meglio questo pallone alzato da Paolo Porro. Guardate, e c'è il punto. 11 pari. Al servizio abbiamo Andrea Barutta. Salto spin per lui, riceve bene la KON di Padova e tocca la rete il muro dei Treviso. 12° punto per la squadra patavina, che si riporta e mantiene il punto di vantaggio in questo primo set della finale Under 18 maschile. Si presta al servizio il regista di Padova, il numero 6 Leonardo Ferrato. Bellissima battuta, infatti trova l'ace. 12°, anzi 13° punto per la KON Padova. 13-11 il parziale e chiama time out coach Giovanni Cappelletto. E riprende nuovamente il match. Questa che state vedendo è la finale Under 18 maschile qui a Carainati, a San Zenone dei Zenini, in provincia di Treviso. Si stanno sfidando tra loro il volley Treviso alla vostra destra in muta rossa e la pallavolo Padova alla vostra sinistra in muta nera. Al servizio con il numero 6 Leonardo Ferrato. Il parziale è 13-11 a favore della squadra patavina al servizio. E porta i suoi frutti il time out chiamato da Giovanni Cappelletto. C'è l'errore al servizio del regista patavino. 12° punto per il volley Treviso, che porta a casa questo appunto punto senza sudare. In battuta il numero 6 Alberto Polla. Sentite il tifo qui del palazzetto di San Zenone presso la frazione di Carainati. Svetta ancora il muro trevigiano. Credo che sia il fondamentale in cui Treviso in questo momento sta facendo molto male all'avversario. 13-13, completa parità. Ancora in battuta Alberto Polla. Attacco spin per lui, ma non sforza il colpo. Questa volta Padova anche questa volta non riesce a trovare l'attacco vincente. Trova ancora il muro trevigiano, che mette bene le mani e porta a casa il 14° punto la squadra trevigiana, e si riporta +1 in questo primo set. Ancora il servizio Alberto Polla. Salto spin, forza il colpo l'attaccante di Treviso e il pallone finisce in rete. 14-14, di nuovo parità. Al servizio Mattia Gottardo per la KON di Padova. Lo vedete inquadrato in questo momento. Salto spin anche per lui.
trova l'angolo, c'è una buona realizzazione volley Treviso che però non sfrutta bene e termina out questo contrattacco della QN di Padova. 15° punto per i volley Treviso. Vedete che sta caricando Andrea Barutta, l'ex di turno, i suoi giocatori, perché forse pensa che si possa fare un po' di più. Vedremo. Pronto in battuta il numero 1 Giulio Codato per il volley Treviso. Salto flot e trova un mezzo ace, vediamo se si concretizza in punto oppure no. Contrattacco del volley Treviso, bellissima alzata di Andrea Barutta, si trova Paolo Porro, si è visto bene con il muro a 1 e sfrutta al meglio questa palla mettendo un diagonale vincente. 16-14 più 2 il volley Treviso, ancora il servizio Giulio Codato che vedete inquadrato, salto flot per lui, però non flotta abbastanza questo pallone, cade out. 15° punto per la QN Padova. Si arrabbia giustamente Giovanni Cappelletto, non si può sbagliare una battuta che non hai forzato. Siamo in under 18, finale regionale. Al servizio per la QN Padova Riccardo Zanata, un altro errore al servizio. Forse c'è anche un po' di tensione tra queste due formazioni rivali da anni, in quasi tutte le categorie a livello maschile. In battuta numero 14 Paolo Porro, vedete inquadrato in questo momento. Salto spin per lui, anzi smorza il colpo. C'è il muro di Treviso, contrattacco e bella difesa della QN di Padova che contrattacca nuovamente. Mura Treviso, di nuovo attacco della QN di Padova. Vi lascio guardare lo spettacolo, guardate come ci danno dentro. E trova il punto la QN di Padova, 17-16 per il volley Treviso. Vediamo se viene riproposto il replay oppure no. Ha protestato un po' il volley Treviso perché chiamava un tocco sul proprio campo, ma non ha giudicato così l'arbitro in prima. È pronto invece il servizio il numero 19 Tommaso Guzzo per la QN di Padova. 17-16 parziale a favore del volley Treviso. Al servizio, come dicevo, Tommaso Guzzo. Primo tempo del volley Treviso difeso, contrattacco e Tommaso Guzzo manda fuori questo pallone. Punto per il volley Treviso, il 18°, si riporta più 2 la formazione guidata da Giovanni Cappelletto in questo primo set e va al servizio con il numero 15 il capitano Marco Vittorio Ceolin. Salto flop, filo rete, ricezione staccata, c'è l'attacco di Meoni che viene difeso, contrattacco e mette a terra questo pallone Alberto Paul, ma finisce out. 17° punto per la QN Padova che va in battuta con il numero 25 Filippo Meoni. Figlio d'arte al servizio e trova l'ace. 18-18, di nuovo parità tra queste due formazioni in questo primo set della finale under 18 maschile Regione Veneto 2019 che si sta giocando qui in provincia di Treviso nel comune di San Zenone di Nezelini a Carainati. Ancora il servizio Filippo Meoni e questa volta il pallone termina out. 19° punto per la formazione trevigiana che va in battuta con il numero 9 Federico Crosato. Ricordiamo che a seguire poi ci sarà la finale under 18 femminile. Salto flot
e termina in rete, errore al servizio. Molte battute sbagliate da entrambe le formazioni in questo primo set. Al servizio numero 23 il capitano Eric Beggiato. Prima aveva fatto un bel ace puntando la zona di conflitto, stavolta invece c'è la ricezione del volley Treviso. Però nella copertura c'è il tocco della rete, invasione, punto per la QN di Padova che si riporta in vantaggio 20-19. Vedete nel replay appunto, e chiama time out. Massimo, io qua vado avanti da solo, si vede un po'. E riprende nuovamente questo match. Siamo appena al primo set di questa fantastica gara Under 18 maschile tra la Pallavolo Padova, che sta conducendo 20-19 nei confronti del Volley Treviso. Proprio la QN di Padova è in battuta con il suo capitano Eric Beggiato. Ci siamo, salto spin per lui e trova il punto al Volley Treviso. Porta ancora i suoi punti in time out chiamato da Giovanni Cappelletto. Buona lettura del momento psicologico della partita. Al servizio abbiamo Andrea Baruta. Ricezione di Padova e c'è il fallo di invasione della QN di Padova. Si riporta in vantaggio il Volley Treviso. Che match combattutissimo, 21-20 parziale a favore della squadra trevigiana. Al servizio con Andrea Baruta, salto float per lui, ricezione di Padova, attacco di Gottardo, copertura del Volley Treviso, contrattacco di Porro, ancora copertura del Volley Treviso, ancora contrattacco, copertura e contrattacco, e questa volta Mattia Gottardo trova il punto. Bellissimo scambio tra queste due formazioni ed è di nuovo parità, 21-21. Bellissima, bellissima gara. Avete visto appunto il replay e sta iniziando a cadere il sudore nel campo ed è fondamentale asciugarlo bene. Guardate la sportività, adesso forse non vedete l'inquadratura, però anche Mattia Gottardo è andato con la mano nel campo avversario per aiutare, appunto, guardate, per aiutare la pavimentazione ad asciugarsi, perché cosa succede? Succede che la scarpa scivola e poi ci si fa male. Salto spin per Leonardo Ferrato, trova un mezzo ace, arriva una free ball alla QN di Padova e c'è l'invasione di Treviso e punto della QN di Padova. Vediamo il replay. Eh sì, qualcosa tocca la rete. 22-21 a favore della squadra patavina. Ancora il servizio con il numero 6 Leonardo Ferrato, il regista. E sentite il tifo di Padova. Chiede lume in merito alla formazione in campo il capitano del Volley Treviso, Marco Vittorio Ceolin. E mentre attendiamo la ripresa del gioco, si sono giocate in questa settimana le finali Under 14 femminile a Chioggia e si è laureata campione d'Italia la Imoco Volley San Donà. Grande festa quindi per un'eccellenza veneta che si aggiudica il trofeo più ambito per la categoria, l'Under 14 femminile, lo scudetto. E adesso ritorniamo qui alla finale Under 18. Vedete che stanno giocando, il pallone non vuole cadere e con astuzia Paolo Porro risolve. Scusate, c'è l'invasione
Vediamo il replay. (23-21) per la QN di Padova, che si porta a +2 in questo primo set. Ancora il servizio numero 6, Leonardo Ferrato. Non vuole forzare il servizio, però volley Treviso, sfrutta al meglio, ricezione ++, e Andrea Barutta chiama a giocare questo primo tempo di tutto braccio Giulio Codato. Guardate il replay, il muro a 1 non può fermare questo colpo. 22esimo punto per il volley Treviso, che si porta a -1 e va al servizio con Alberto Paul. Salto spin per lui e cade dentro questo pallone. C'è l'ace, grande parabola, vediamo se c'è il replay. Bellissima la parabola di questo pallone. Anch'io avrei detto che da qui dove ero che andasse fuori, come ha pensato la ricezione della QN Padova. Infatti chiama subito time out Giorgio Sabadin per interrompere il gioco. Siamo 23-23 in questo primo set della finale Under 18 maschile. E riprende nuovamente questo primo set. 23-23, sono finiti i time out per entrambe le formazioni, quindi in teoria non c'è più pausa fino alla fine del match, scusate, fino alla fine del set. Si riprende con il servizio di Alberto Paul per il volley Treviso. Molto sentita la partita, salto spin per lui, la battuta è giusta, la ricezione buona per la QN di Padova. E c'è infatti l'attacco vincente, trovando il mani autolungo da parte di Mattia Gottardo. 24-23 a favore della QN di Padova. Primo set ball in mano proprio al fautore dell'ultimo attacco vincente, Mattia Gottardo. E trova l'ace Mattia Gottardo. 25-23 si aggiudica il primo set la QN di Padova. Invisibilio il tifo patavino qui sugli spalti. Guardate la felicità dei giocatori di Padova. Ecco il cambio campo. 25-23 il parziale di questo primo set. Questa è la finale Under 18 maschile presso il palazzetto qui a Carainati, il San Zenone degli Ezzelini. Vedete inquadrato il volley Treviso che sta prendendo appunto delle nozioni dal proprio coach Giovanni Cappelletto. E adesso vedete inquadrato anche il pubblico, le ragazze della Imoco Volley San Donà, che dopo si giocheranno la finale Under 18. Parte del volley Treviso, vedete, si sta riscaldando, anche della QN di Padova. E giustamente bisogna tenersi sempre pronti in caso di una sostituzione, perché dare il proprio contributo è fondamentale. Ecco il Pallasport di Carainati, vedete le gradinate al completo per questa gara di Under 18 maschile Regione Veneto 2018. Ecco, vedete inquadrata la QN Padova. Per chi si fosse appena collegato, si sta giocando l'Under 18 maschile. È terminato il primo set a favore della QN Padova, 25-23. Adesso siamo nella pausa
che anticipa il secondo set. Molto combattuto il primo, era partita molto forte la squadra del Volley Treviso, aveva addirittura anche 6 lunghezze di vantaggio, poi punto su punto la QN Padova ha recuperato il gap, ha mantenuto l'equilibrio del set, si è mantenuto l'equilibrio del set e alla fine ha allungato la squadra guidata da Giorgio Sabadin e si è aggiudicata appunto il primo set. Vedete adesso i ragazzi che sono entrati in campo perché fra poco inizierà il secondo set di questa finale Under 18 maschile. Dovrebbe iniziare il servizio il Volley Treviso. E sentite Gianluca Garghella, lo speaker qui di questa finale. Io invece sono Alberto Pancera e vi sto parlando dalla parte opposta di dove si trova la refertistica. E si inizia con la battuta di Giulio Codato, numero 1 del Volley Treviso. Salto flot per lui. Va in difficoltà in questo primo pallone la ricezione di Padova, ma c'è un bel attacco, viene gestita bene. E il contrattacco del Volley Treviso termina out. Andiamo un po' mentre guardate questo replay, mi hanno dato qualche dato del primo set. Per Treviso Porro ha messo a segno 4 punti, Paul 3 e abbiamo 2 muri a testa di Crosato e Ceolin. Salto spin per Leonardo Ferrato e contrattacco di Gottardo. Buona difesa del Volley Treviso, di nuovo contrattacco del Volley Treviso, ancora alzata a Gottardo, arriva abbastanza una free ball per Treviso che sfrutta meglio con il braccio di Alberto Paul che trova il money out. Guardate qui il replay in questo istante. Porro alza a Paul, non è piazzato bene il muro di Padova. Al servizio invece vedete inquadrato Andrea Barutta, cade out il pallone, punto per la QN Padova. 2-1 appunto per la squadra al servizio in questo momento con il numero 3 Mattia Gottardo. Dicevo i dati del primo set, ho detto prima quelli di Treviso. Di Padova invece Gottardo 3 punti, 2 nel finale fondamentali, Beggiato altri 3 punti e Meoni altri 3 punti. 2-2 il parziale. Ha toccato il soffitto la difesa della QN Padova, in battuta per il Volley Treviso Alberto Paul, salto spin per lui, ricezione più in gergo tecnico, e c'è l'attacco vincente di Riccardo Zanatta che trova il money out. Vedete inquadrata la zona del campo presidiata dalla QN Padova, salto flot per il giocatore di Padova e tocca ancora il soffitto questo pallone. 4-2 il parziale per la squadra guidata da Giorgio Sabadini in questo secondo set di questa finale Under 18 maschile. Ancora in battuta il numero 41 Riccardo Zanatta. Salto flot, tiene molto staccato questo pallone il capitano del Volley Treviso, deve giocare una palla morbida, ma c'è il punto del Volley Treviso. Non ho fatto tempo a vedere, stavo guardando l'azione, penso invasione. E al servizio del fronte opposto abbiamo Federico Crosato, eccolo inquadrato in questo momento, salto flot anche per lui. Buona ricezione della QN Padova che attacca questo pallone muro a 1 con il numero 25 Filippo Meoni che trova il punto, il quinto
e di nuovo il +2 per la formazione mutanera che va al servizio con il numero 19 Tommaso Guzzò. Eccoci, è pronto l'attaccante della QN Padova, salto flot, buona ricezione per il volley Treviso che non sfrutta però bene in questo attacco di primo tempo, però c'è un contrattacco della squadra trevigiana, un'autocopertura di Porro e c'è il muro della QN Padova, sesto punto per la squadra patavina in questo secondo set e c'è un cambio nelle fila del volley Treviso, entra con il numero 12 Matteo Bozzato e va a sostituire Giulio Codato in questo secondo set. QN Padova invece è ancora al servizio con Tommaso Guzzo. Buona difesa della QN Padova che contrattacca con Meoni che si preoccupa di attaccare sì ma non di coprire. Credo che se si preoccupava anche di coprire probabilmente la palla la prendeva e si vede il replay, così almeno a mio avviso. 6-4 il parziale a favore della QN di Padova, mentre al volley Treviso è imbattuta con il numero 14 Paolo Porro. E trova l'ace, si porta a -1 la formazione guidata da Giovanni Cappelletto in questo secondo set, ancora imbattuta il numero 14 Paolo Porro. Vedete inquadrato in questo istante l'atleta del volley Treviso, salto spin per lui e c'è il primo tempo della QN di Padova che finisce in rete, attaccato dal capitano Eric Beggiato. 6-6 parità, ha recuperato il gap la squadra trevigiana, ancora al servizio con il numero 14 Paolo Porro. Cambio tattico del volley Treviso che non gioca più con il doppio alzatore e trova un altro ace Paolo Porro. Si porta in vantaggio il volley Treviso in questo secondo set di una lunghezza 7-6 il parziale. Ancora Paolo Porro al servizio, salto spin per lui, gran bella battuta, vediamo se riuscirà ad ammortizzare il colpo la QN Padova. Invece prova la palla corta, buona ricezione e buona difesa anche del volley Treviso. Arriva una free ball per la QN Padova che contrattacca con Meoni. Filippo trova il money out, bel colpo dell'attaccante della QN Padova, interrompe questa serie positiva del volley Treviso. 7-7 il parziale e proprio il fautore dell'ultimo attacco vincente si appresta al servizio. Filippo Meoni inquadrato in questo momento, salto spin per lui, bella battuta, abbastanza buona la ricezione del volley Treviso e c'è il muro a 3 della QN Padova che porta i suoi frutti su questo attacco del capitano Marco Vittorio Ceolin. Si riporta in vantaggio la formazione patavina 8-7, una lunghezza per la squadra in mutanera che va al servizio con il numero 25 Filippo Meoni. Salto spin per lui, lo vedete inquadrato, buona battuta che però cade out e quindi di nuovo parità tra queste due formazioni in questa finale di Under 18 maschile Regione Veneto 2019. Fronte opposto è pronto in battuta Marco Vittorio Ceolin, il capitano del volley Treviso. Salto flot per lui, mamma mia, a filo nastro, trova l'ace, si riporta in vantaggio il volley Treviso. Molto equilibrato questo match, molto equilibrato. E chiede il lume in merito alla posizione in campo il capitano della QN Padova Eric Beggiato. 9-8 appunto per il volley Treviso che è il servizio con il suo capitano Marco Vittorio Ceolin.
salto float per lui. Buona ricezione di Padova, un po' meno l'alzata e c'è il muro sul pallonetto di Gottardo. 10-8 e chiama time out Giorgio Sabadin. Dopo la carica inflitta dai due allenatori ai giocatori e da Gianluca Carchella al pubblico, riprende nuovamente questo secondo set. In vantaggio il Volley Treviso di due lunghezze, 10-8 il parziale. Al servizio abbiamo il capitano della squadra trevigiana Marco Vittorio Ceolin. Battuta salto float per lui e trova l'ace, altro ace bellissimo. Zona veramente neanche di conflitto, proprio sull'angolino, zona di competenza. E c'è una sostituzione, entra con il numero 31 Pietro Rossi e va a sostituire il numero 25 Filippo Meoni. Ancora il servizio Marco Vittorio Ceolin. Salto float per lui ancora, la ricezione più della KON Padova che sfrutta male. Attacco out in diagonale di Mattia Gottardo, altro punto per il Volley Treviso, il 12esimo, il più 4 in questo secondo set. Guardate il replay. Allunga la squadra guidata da Giovanni Cappelletto, ancora in battuta Marco Vittorio Ceolin. Altra battuta salto float, ricezione sui 3 metri, altra alzata di Ferrato a Gottardo, contrattacco da Volley Treviso, contrattacco anche di Padova. Vediamo, la palla non vuole cadere, c'è l'invasione a rete della KON Padova, 13esimo punto per il Volley Treviso. C'è un po' di tensione nella squadra patavina, infatti si vede anche qui la voglia di chiudere il punto è tanta che si porta a casa però un'invasione. 3-18 parziale, più 5 per il Volley Treviso, ancora il servizio con Marco Vittorio Ceolin. Vediamo se la KON di Padova riuscirà a interrompere questa serie positiva della squadra trevigiana. E viene murato Tommaso Guzzo. Riesce tutto a Treviso, adesso non riesce quasi niente la KON Padova, caspita. Infatti dice calma e sangue freddo, dice il capitano Eric Beggiato. Siamo noi che abbiamo vinto il primo set. Al servizio Marco Vittorio Ceolin, salto float, mamma mia, sfiora il soffitto questo pallone. Mattia Gottardo prova a tirare di tutto braccio cercando il muro che non trova. 15esimo punto, più 7 per la formazione del Volley Treviso in questo secondo set. Chiama ancora time out Giorgio Sabadin. Blackout. Riprende nuovamente questo secondo set, era rimasto equilibrato fino al precedente time out, poi il Volley Treviso ha incanalato con la mano di Marco Vittorio Ceolin 7, se ricordo bene, servizi, e
QN Padova non è riuscita a fare un cambio palla, però vedete che il time out di Giorgio Sabadin interrompe questa serie positiva del volley Treviso. 15 Treviso, 9 Padova. Al servizio il numero 23, il capitano Eric Beggiato, che vedete inquadrato in questo momento. Salto spin per lui, bellissima questa battuta. E alla meglio la QN Padova con il muro sull'attacco di Alberto Paul. 15-10, si porta a meno 5 la formazione della QN Padova. Guardate il replay, non c'è la copertura del volley Treviso su questo bellissimo muro. Ancora il servizio il capitano Eric Beggiato, salto spin per lui. Errore al servizio, 16° punto per la squadra trevigiana. In battuta il numero 12 Matteo Mozzato. Mi sembra che sia il primo servizio per lui in questo match, quindi andiamo a vedere. Salto float, un po' di fretta, e infatti questa fretta, come dice il detto, è cattiva consigliera. Termina out questo pallone. L'11° punto per la QN Padova, 5 le lunghezze di distacco tra le due formazioni in questo secondo set. Ricordiamo che il primo set si è aggiudicato alla squadra patalina 25-23. Al servizio il regista Leonardo Ferrato. Bellissima battuta, buona che la realizzazione del volley Treviso, e c'è l'errore in attacco di Alberto Paul, non passa il pallone. 16-12 e c'è un altro cambio nel volley Treviso, vede sostituito Alberto Paul ed entra al suo posto il numero 8 Basilio Comacchio. Dal fronte opposto è pronto ancora al servizio Leonardo Ferrato, gran battitore, salto spin, non forza il colpo, cerca invece una zona. Volley Treviso ha una palla morbida, contrattacco e Mattia Gottardo svetta e trova il diagonale vincente. 13° punto. Sembra un po' cambiata l'aria, prima si sentiva la QN Padova un po' bloccata con la zavorra, con la tensione, adesso vedo Treviso nella stessa situazione, e mentre si è risvegliata la QN Padova. Ancora il servizio di Leonardo Ferrato, ma giustamente vengo subito contraddetto da questa ricezione alzata e attacco in primo tempo della volley Treviso. Punto in attacco per Federico Crosato. 17-13 parziale, 4 le lunghezze di distacco. Al servizio numero 5 Marco Novello, salto spin per lui, bellissimo questo pallone della pallavolo di Padova da QN, che trova la seconda linea vincente con le mani del numero 31 Pietro Rossi. Sfrutta al meglio questo pallone che non aveva ricevuto in maniera egregia. Al servizio abbiamo Mattia Gottardo, tanta forza ma non trova lo spin necessario perché il pallone cade in campo e termina out. Di nuovo più 4 per il volley Treviso. 18-14 il parziale. Al servizio numero 8 Basilio Comacchio, salto float per lui, buona battuta che viene ricevuta, un po' di difficoltà della QN Padova. Contrattacco e primo tempo vincente di Federico Crosato, chiamato in causa dal regista Paolo Porro. 19 volley Treviso, 14 QN Padova. Allunga a più 5 la squadra guidata da Giovanni Cappelletto in questo secondo set. In battuta ancora Basilio Comacchio, salto float per lui, errore in battuta. 15° punto per la QN Padova, si riporta a meno 4 e va al servizio con il numero 41 Riccardo Zanatta. Mi sembra ritornato l'equilibrio tra queste due squadre e c'è un altro errore al servizio. 20-15, mantiene le 5 lunghezze di vantaggio la volley Treviso, che va in battuta con il numero 9 il suo centrale Federico Crosato.
Vediamo inquadrato per il salto flop. Buona battuta, ma buona anche la ricezione di Chioene. E buon attacco da zona 2 del numero 19 di Padova, Tommaso Guzzo. Guardate in questo momento il replay, trova il punto mettendo il pallone tra zona 5 e zona 6, va al servizio proprio Tommaso Guzzo. Salto flop per lui e c'è un altro errore al servizio per la Chioene Padova. Peccato, peccato. Se mantiene stabile il set, si lustra le mani, il volley Treviso che si riporta a più 5 senza faticare, va in battuta con Paolo Porro che nel servizio precedente aveva fatto parecchio male, aveva salto spin. Bellissima la ricezione di Mattia Gottardo su questa battuta potentissima, non riesce da seconda linea Tommaso Guzzo a mettere a terra questo pallone, si porta a più 6 il volley Treviso, 22-16 parziale. Ancora in battuta Paolo Porro. Vediamo l'inquadrato, salto spin per lui. Mamma mia che battuta. Ace 23-16. E qui ci guardiamo facendo un'espressione del viso un po' strabiliata, non so se si può dire, perché veramente è bellissimo questo gesto tecnico. Ancora il servizio, salto spin per il numero 14 Paolo Porro, eccolo qui. E questa volta il pallone termina out. 17° punto per la Chioene Padova. 6 le lunghezze di distacco tra Treviso che conduce 23-17 e Chioene Padova che ha il servizio in questo momento con il numero 31 Pietro Rossi. Si è appunto riequilibrato il set in questo frangente, però c'è questo vantaggio di 6 punti che mantiene saldamente al comando il volley Treviso. Ecco qui 24-17, 7 set ball per la formazione del volley Treviso. Il primo ce l'ha in mano Marco Vittorio Ceolin e anche lui è il fautore del momento in cui il volley Treviso in questo set ha preso il largo. Nel giro precedente aveva effettuato 7-8 servizi consecutivi. Salto float e trova quasi l'ace. Stavo per dirlo, però hanno fatto una buonissima copertura e sfrutta al meglio questo pallone il volley Treviso, questa free ball per mettere a segno il 25° punto, 25-17 il parziale, 1-1. Guardate il replay sull'attacco vincente di Marco Novello. E adesso si va al terzo set di questa finale Under 18 maschile Regione Veneto 2019. 1-1 il parziale. E sentite la canzone che tiene alto il clima qui al palazzetto di Carainati a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso per questa finale regionale 2018 tra il volley Treviso e la Chioene Padova. 1-1 il parziale dei set e vedete inquadrate le ragazze del pubblico della Duna Volley di Padova, l'altra finalista insieme all'Imocco Volley di San Donà dell'Under 18, della gara di Under 18 che si svolgerà dopo questo match. Ricordo che oggi qui proprio in Veneto ci sono state le finali Under 14 femminile nazionale e il titolo se l'è aggiudicato l'Imocco Volley San Donà. Grande festa per la squadra dell'Imocco che dopo aver conquistato lo scudetto della massima serie si aggiudica anche lo scudetto Under 14 e si stanno riscaldando i ragazzi per tenersi appunto sempre pronti in caso di chiamata in causa del proprio coach
Vi saluto, visto che hanno messo l'inquadratura del sottoscritto qui ai bordi con la vela dietro del comitato regionale della FIPA Veneto, appunto l'organizzatore di queste finali, con questa novità della telecronaca iniziata appunto a dicembre con le finali di Coppa Veneto Under 14 maschile, e visto il successo riproposta in altri match di caratura regionale come quello di oggi, la finale Under 18 maschile e Under 18 femminile. Bellissima questa inquadratura di questo pallone Mikasa, scusate. E manca poco all'inizio di questo terzo set della finale Under 18 maschile. Vedete inquadrata il volley Treviso, chiama ai suoi ordini Giovanni Cappelletto, che ha fatto dei cambi per portare a casa il set precedente. La squadra era partita con un sestetto e poi mi sembra sono state fatte 2 sostituzioni rimaste fino alla fine. Andiamo a vedere un po' cosa è cambiato tra il primo e il secondo set a livello anche di numeri. Mi hanno appena fornito dei dati. Il volley Treviso è passata dal doppio palleggiatore al palleggio singolo, come vi avevo detto. Crosato ha effettuato 3 punti in veloce, le prime veloci giocate le ha portate a segno. Porro 3 ace e Ceolin 2 ace più un attacco, però ha fatto un filotto, un parziale di 6-0, appunto dal 9-8 per il volley Treviso al 15-8 come avevamo visto, e quello ha segnato il set a favore del volley Treviso. Dalla parte opposta QN Padova con Zanata ha fatto 2 punti tramite un muro e un attacco, e Meoni altri 3 punti, un muro e 2 attacchi. Poi Meoni è stato cambiato in ricezione. Ringrazio Mauro Sabino per i dati forniti e si riprende, ecco, in questo momento con il servizio di Leonardo Ferrato. Ricezione buona del volley Treviso, ma buono che il muro di QN Padova. Infatti il pallone non vuole cadere, e con questo primo tempo vincente di Matteo Mozzato, con la palla che si insacca tra le mani e la rete, il primo punto di questo terzo set se lo aggiudica, e vedete proprio il replay in questo momento, il volley Treviso, che va al servizio con il numero 14 Paolo Porro. Lo vedete inquadrato in questo momento il giocatore numero 14 del volley Treviso. Salto spin per lui, buona la battuta, ma buona che la dice più, e infatti viene subito messo a terra questo pallone grazie alla mano di Mattia Gottardo, chiamato in causa da Leonardo Ferrato. Dicevo, ricezione più di Filippo Meoni. Proprio Mattia Gottardo è pronto al servizio. 1-1 il parziale in questo terzo set, 1-1 è anche il parziale dei set in questa finale Under 18 maschile. Guardate, e mette a segno di tutto braccio questo pallone Alberto Poll dopo l'alzata in bugger di Lorenzo Maggio libero. Il proprio Alberto Poll si appresta al servizio. 2-1 per il volley Treviso in questo terzo set. Salto spin, buona battuta, buona che però la ricce di Padova, che trova il punto sul money out del muro trevigiano. 2-2 di nuovo parità in questo terzo set al servizio per la QN Padova. Riccardo Zanata. Sfiora il nastro, brutta ricezione per il volley Treviso, non è pronto Matteo Mozzato e spara fuori questo bugger. Come vedete dal replay si porta in vantaggio la QN Padova 3-2 in questo terzo set. Ancora in battuta Riccardo Zanata, salto float per lui e trova l'ace ancora su Lorenzo Maggio il suo servizio,
e c'è un cambio del libero, entra Gonzalo Regulo Martinez. 4-2 parziale a favore della QN Padova, al servizio con il numero 41 Riccardo Zanatta. Salto front per lui, buona battuta questo giocatore patavino, e questa volta però finisce in rete. 4-3 parziale. Va al servizio Matteo Bozzato. Salto flop, tiene bene la ricezione di Padova, però risolve al meglio questa alzata Filippo Meoni con l'ausilio del muro. La palla termina out, si riporta più 2 nuovamente la squadra guidata da Giorgio Sabadini in questo terzo set. 5-3 il parziale a favore della QN Padova, che va in battuta con il numero 19 Tommaso Guzzo. Salto flop per lui, un po' staccata del volley Treviso, ma c'è l'attacco sull'angolino, bellissimo questo colpo, più di precisione che di forza, messo a segno da Marco Novello. Vedete il replay, molto bello, e proprio Marco Novello adesso si appresta a effettuare il servizio, lo vedete inquadrato in questo momento. Salto spin per lui, errore per i volley Treviso. Sesto punto, di nuovo più 2 per la QN Padova, in battuta con il numero 25 Filippo Meoni. Altro errore al servizio questa volta per la QN Padova. 6-5 parziale. Siamo in equilibrio qui nel terzo set della finale Under 18 maschile, però adesso in battuta abbiamo Vittorio Marco Ciolin, che nel set precedente ha fatto un filotto di 6 servizi. Vediamo se si ripete in questo terzo set. Salto flop, e sfrutta al meglio questo errore di ricezione della QN Padova Paolo Poro per mettere a segno il sesto punto della parità. Guardate il replay, ha tirato di tutto braccio. Parità in questo terzo set tra queste due formazioni. Ancora il servizio Vittorio Marco Ciolin, eccolo lì, salto flop, e mi sa che trova un altro ace. Guardate il replay, sì, la chiama out Tommaso Guzzo, ma invece il pallone era dentro. Ancora il servizio Vittorio Marco Ciolin, salto flop e trova un altro ace. Battuta fatta bene, probabilmente anche la tensione. Time out di Giorgio Sabadini. E riprende nuovamente questo terzo set di questa finale Under 18 maschile Regione Veneto 2019. Sta conducendo di 2 lunghezze di vantaggio il volley Treviso nel profondo di Padova, ancora come il secondo set, grazie al servizio di Vittorio Marco Ciolin, che lo vedete inquadrato in questo istante. Salto flop per lui, battuta molto buona, questa volta tocca il nastro e c'è ricostruzione. Gottardo vuole sfruttare questo pallone facendo mani out e ci riesce, perché il volley Treviso non riesce a costruire questa palla. Poi irritato Giovanni Cappelletto. 8-7 parziale a favore del volley Treviso. Al servizio per il numero, con
con il numero 23 Eric Beggiato. Bella palla, sfiora il nastro. Bella la difesa della QN di Padova, che però non riesce a tenere questo pallone sull'attacco vincente del numero 5 da seconda linea di Treviso, Marco Novello. E si è presa in battuta il numero 9 di Treviso, Federico Crosato, il centrale in muta rossa e nera. Salto flop e trova l'ace Treviso nel primo set. Fondamentale con cui portavano a casa più punti era il muro. Questa volta, scusate, in questi due set si sta invece apprezzando il servizio. 10-7 il parziale, tra le lunghezze di vantaggio per la squadra trevigiana. Il servizio ancora con il numero 9 Federico Crosato, che vedete inquadrato in questo istante. Salto flop, tiene la ricezione di Padova un po' staccata, la spinge Leonardo Ferrato in zona 4, però c'è il muro del volley Treviso che non fa passare questo pallone attaccato da Mattia Gottardo. Guardate qui il replay, la copertura poi di Padova non c'è, sono tutti con le gambe dritte. 11-7 parziale, più 4 volley Treviso. Al servizio Federico Crosato. Salto flot, ricezione ancora staccata da rete. Leonardo alza ancora Gottardo che prova il pallonetto lungolinea, sfrutta male però questo pallone Porro, e con questo pallonetto di Alberto Paul il volley Treviso trova il più 5, il 12° punto. Guardate, è andata un po' fortuita anche per le volley Treviso questa palla morbida, però l'ha salvata e non c'era nel muro di Padova. Ancora salto flot per il numero 9 Crosato, però c'è il fallo sul secondo tocco del volley Treviso. 12-8 il parziale a favore della squadra trevigiana nei confronti di quella pattavina, e proprio la QN Padova va in battuta con il suo regista, il numero 6 Leonardo Ferrato. Lo vedete inquadrato, salto spin, buon servizio anche per lui, e infatti tira una bomba che però viene difesa molto bene da Ceolin e sfruttata al meglio da Alberto Paul con questo attacco tra le mani del muro, anzi tra i due giocatori a muro, se ho visto bene, no, diagonale molto stretta invece. 13-8 il parziale, Porro Paolo al servizio, altro gran battitore. Vediamo cosa fa. Cade out questo pallone, tira un sospiro di sollievo la QN Padova. 13-9 il parziale a favore appunto del volley Treviso. La QN invece è in battuta con Mattia Gottardo. Salto spin per lui, non sforza il colpo, e Paolo Porro manda in attacco a muro a 1 Marco Novello. Di nuovo più 5 per il volley Treviso. Ricezione, guardate, centrale, e si trova la diagonale completamente vuota. Al servizio numero 6 Alberto Paul. Salto spin per lui e termina out questo pallone. Ringrazia la QN Padova che porta a casa il 10° punto senza faticare. Abbiamo al servizio Riccardo Zanatta. Salto flot, cerca l'angolo, però la palla termina un po' troppo out. 15° punto per il volley Treviso che si riporta a più 5, questa volta senza faticare anche lei. In battuta numero 12 Matteo Mozzato, lo vedete inquadrato in basso a destra e adesso in primo piano. Salto flot e trova un mezzo ace. Free ball per il volley Treviso, vediamo se la sfrutta al meglio. Sì che la sfrutta al meglio. Paolo Porro questa volta chiama in causa il numero 9, il centrale Federico Crosato. Guardate qui il replay, la prende altissima e la batte in zona 1. 16-10 il parziale a favore del volley Treviso, e chiama time out Giorgio Sabadin, arrabbiato, non ci sta.
Andiamo a dare la linea al time out. Vedete appunto e riprende nuovamente questo terzo set in vantaggio di 6 lunghezze a favore del Volley Treviso, che è il servizio con il numero 12 Matteo Mozzato. Appunto 6 lunghezze di vantaggio nei confronti della QN Padova, che ha vinto il primo set e poi perso il secondo. Primo piano per Matteo Mozzato, salto flot per lui, buona battuta. Eccedenza, un po' di sicurezza caspita per Marco Novello. Guardate, va a prendere la palla dall'altra parte e non si può. Fallo, punto QN Padova. 16-11 parziale, 5 le lunghezze di distacco tra queste due formazioni. In battuta numero 19 Tommaso Guzzo, lo vedete inquadrato in primo piano, salto flot per lui, buona ricezione del Volley Treviso. Ceolin va attacco con muro 1, ma c'è una gran difesa del libero della QN Padova, ma non viene sfruttato bene questo contrattacco. Il pallone termina out, 17° punto per il Volley Treviso, che va in battuta con il numero 5 Marco Novello. Salto spin per il giocatore del Volley Treviso, non forza il colpo, ma il pallone termina out. Non sfrutta bene questo servizio il Volley Treviso, e c'è una sostituzione invece nella QN Padova, sostituzione con abbraccio. Entra Pietro Rossi, va a sostituire il numero 25, se ho visto bene, Filippo Meoni. Cambio tattico, va subito in battuta il nuovo entrato Pietro Rossi. Salto flot, errore al servizio per il nuovo entrato. 18° punto per il Volley Treviso, più 6 rispetto ai 12 punti appunto della QN Padova in questo terzo set. Al servizio Vittorio Marco Ceolini, il capitano del Volley Treviso. Salto flot, buona ricezione della QN Padova, buona difesa anche di Treviso, e c'è il contrattacco appunto a favore della squadra trevigiana, messo a terra da Marco Novello. Guardatelo qui da seconda linea, ancora in battuta Marco Vittorio Ceolini, capitano del Volley Treviso. E trova un mezzo ace, free ball, mamma mia, sfruttata male, che brutto appoggio. E infatti la QN di Padova la attacca, ma risolve l'errore Federico Crosato mettendo a terra questo attacco, questa veloce dietro chiamata in causa da Paolo Porro. Che manina questo alzatore. Ancora il servizio Marco Vittorio Ceolin, 20-12 parziale, più 8 per la squadra guidata da Giovanni Cappelletti in questo terzo set. Inquadratura per il capitano al servizio, salto flot per lui, non tiene la riccia di Padova, però c'è l'attacco da seconda linea vincente di Tommaso Guzzo. Brava QN Padova a sfruttare, scusate, a mettere a terra questo pallone ricevuto non in maniera egregia. 20-13 parziale, adesso il servizio abbiamo il numero 23, il capitano Eric Beggiato. Ottima battuta e buona per la ricezione del Volley Treviso, ancora un attacco
di Marco Novello da seconda linea, chiamato in causa da Paolo Porro con una precisione fantastica. Che gesto tecnico, bellissimo, bellissima questa azione veramente. Al servizio il numero 9 Federico Crosato, inquadrato in questo istante. Salto flop per lui, un po' staccata la ricezione, non hanno ferrato, alza dietro questo pallone e viene murato al volley Treviso, ci mette la mano vincente Alberto Polla. Vediamo, piazzato molto bene il muro trevigiano. 22-13 più 9 per il volley Treviso, e c'è un cambio nelle fila della QN Padova, entra con il numero 40 Mattia Scarin-Calegaro, va a sostituire Riccardo Zanata. È pronto al fronte opposto al servizio Federico Crosato. E trova l'ace, bellissimo colpo, spigola in gergo tecnico, come si suol dire, il libero Mattia Sella della QN Padova. 23-13, adesso risulta tutto facile per i volley Treviso con un più 10. Ancora in battuta Federico Crosato, peccato perché le due squadre hanno giocato punto su punto per buona parte del match. Altra brutta ricezione per Padova, infatti deve fare un pallonetto Mattia Cottardo e Paolo Porro prova il colpo di prima e invece l'alza questa volta Alberto Paul, che trova il money out. 24-13, 11 set ball per il volley Treviso. Il primo di questi 11 set point in mano a Federico Crosato, salto float per lui, punta ancora il libero avversario. E con questo errore in attacco della QN Padova da parte del numero 31 Pietro Rossi si aggiudica 25-13 il terzo set, il volley Treviso, e si porta 2-1. Potrebbe risultare decisivo il prossimo set qualora se la aggiudicasse la squadra trevigiana. Questa è la finale Under 18 maschile 2019 Regione Veneto tra volley Treviso e QN Padova. Ricordo che a seguire ci sarà la finale femminile Under 18 tra il Moco Volley di San Donà e la Duna Volley di Padova. E per chi si collega in questo momento, state vedendo la pausa tra il terzo e il quarto set di questa finale Under 18 maschile Regione Veneto tra la QN Padova in muta nera e il volley Treviso in muta rossa. Al momento il parziale è 2-7-1 a favore della squadra trevigiana. Primo set se l'è aggiudicato la QN Padova, il secondo e il terzo set invece il volley Treviso. Una partita un po' anomala, perché anomala? Perché il primo set è stato molto combattuto, poi ha avuto la meglio appunto la QN Padova. Il secondo set anche è stato molto combattuto ed equilibrato, poi ha preso il largo il volley Treviso e si è un po' rotto questo incantesimo dell'equilibrio e il volley Treviso ha gestito principalmente il match. Vedete inquadrato in questo momento l'allenatore del volley Treviso Giovanni Cappelletto, che sta caricando il suo regista Paolo Porro, autore in questo terzo set di giocate spettacolari, veramente bellissime da vedere. Mi arrivano anche un po' di dati di questo terzo set per Treviso. Novello ha messo a segno 5 punti
Polla, anche lui, Alberto Polla, altri 5 punti e Crosato 4, però decisivo è stato il regista Paolo Porro. Per Padova Zanatta 2 ace all'inizio, però poi 2 errori, Gottardo e Guzzo 2 punti ciascuno, quindi direi che l'attacco di Treviso è stato molto rilevante. Ricordiamo anche il servizio di Ceolin in questo terzo set come nel secondo, che ha messo in difficoltà la ricezione della QN Padova, e più staccato arriva il pallone dalla ricezione e più diventa difficile sfruttare al meglio le soluzioni in attacco che ogni formazione ha a disposizione. Vedete inquadrati i giocatori della QN Padova che inizieranno questo quarto set della finale Under 18 maschile. Al fronte opposto il volley Treviso è già schierato e inizia con il servizio del suo regista Paolo Porro. Salto spin per lui, serve molto bene, invece prova una palla, cerca di spiazzare gli avversari con questo pallone e ci riesce. Dopo questa fase di contrattacco il volley Treviso porta a casa il primo punto di questo quarto set. Ancora al servizio Paolo Porro. Vedete il replay dell'azione vincente per il volley Treviso del primo punto del quarto set. Paolo Porro al servizio, inquadrato in questo momento. Termina in rete questo pallone, si arrabbia Giovanni Cappelletto. 1 pari tra queste due formazioni in questo quarto set. Al servizio il numero 23, il capitano Eric Beggiato. Salto spin anche per lui, buona battuta e buona anche ricezione. Paolo Porro chiama in causa il numero 5 Marco Novello. Termina out questo pallone. 2-1 per la QN Padova. Avevano visto dentro il pallone i giocatori di Treviso. Al servizio il numero 23, il capitano Eric Beggiato. Salto spin per lui. Bellissima questa battuta, fa fatica a Treviso a tenere la ricezione dentro i 3 metri e c'è l'attacco di Polla. Questa volta è Padova che vede il pallone out. Due a 2. Infatti dopo aver consultato l'arbitro in seconda, il pallone viene dato out. Terzo punto per la QN Padova che si riporta al servizio con il capitano Eric Beggiato. 3-1 il parziale in questo quarto set. Parte forte la squadra guidata da Giorgio Sabadini. Salto spin per il capitano di Padova, bellissimo questo spin, caspita, termina fuori per un soffio. Secondo punto, vediamo il replay, vediamo se per caso si riesce a percepire. No, troppo veloce questo pallone. 3-2 parziale a favore della QN Padova. Al servizio abbiamo per i volley Treviso Alberto Paul. Salto spin per lui. Ricezione buona per QN Padova che gioca il primo tempo, che viene difeso da Treviso. Contrattacco di Treviso, difesa di Padova e contrattacco ancora di Padova, appunto, con difesa di Treviso, con contrattacco, difende Padova, ricontrattacca Mattia Gottardo, gioca la palla sul muro, difende e contrattacca volley Treviso. Buona la difesa del libero della QN, altro attacco della Padova, altra difesa e alla meglio l'errore, con l'errore del volley Treviso al muro, alla meglio la QN Padova. Guardate
che contrattacchi, bellissimo, bellissima questa azione, brave entrambe le squadre, non ha voluto far cadere nessun pallone. Al servizio il regista Leonardo Ferrato, ottimo attaccante anche lui in battuta, buona la difesa, alzata in bugger, palla morbida per Treviso e va in attacco di tutto braccio con Marco Novello. Quattro a 3 parziale a favore della QN Padova. Al servizio per la Volley Treviso Matteo Mozzato. Buona dice di Padova, muro di Treviso e contrattacco, è ancora muro di Treviso, è ancora contrattacco di Padova, ancora difesa, ancora primo tempo, non vuole passare sto pallone, free ball per i Volley Treviso, vediamo se lo sfrutta al meglio, e la sfrutta al meglio sì, con Federico Crosato, però anche questo bellissimo scambio, bravissime entrambe le informazioni ragazzi. 4 a 4, parità, è ritornato l'equilibrio, speriamo, perché così il match diventa più avvincente. Ancora il servizio Matteo Mozzato, salto float per lui, fa fatica a tenere la ricezione da Padova, attacco morbido, difende Paolo Porro, contrattacca Marco Novello, ancora contrattacco, tira tutto braccio Ceolin e trova il punto bucando la difesa avversaria. Altro punto per il Volley Treviso, 5 a 4, si porta in vantaggio la formazione guidata da Giovanni Cappelletto in questo quarto set che potrebbe diventare decisivo qualora si aggiudicasse la squadra di Treviso. Più 1 per la formazione del Volley Treviso al servizio con il numero 12 Matteo Mozzato. Vedete inquadrato in questo momento il giocatore al servizio, saldo float per lui, battuta che termina però abbondantemente out. E concordo l'arrabbiatura di Giovanni Cappelletto in questo momento in cui psicologicamente stai conducendo questo momento, non puoi sbagliare e tirare fuori dalla buca gli avversari. Salto spin per Gottardo, buona battuta, non forte, infatti Treviso difende abbastanza, riceve molto bene e sfrutta al meglio Paolo Porro con questa pipe Alberto Paul, e Alberto Paul non ci pensa un attimo a mettere a terra questo pallone da seconda linea, senza muro. Paolo Porro sta facendo la differenza sfruttando al meglio tutti i suoi attaccanti. Al servizio Marco Novello, 6 a 5 il parziale a favore del Volley Treviso, salto spin per questo giocatore opposto, palla morbida però viene tenuta molto distante da rete dal libero di Padova e mette a segno questo muro. Volley Treviso tramite le mani di Federico Crosato, vediamo se c'è il replay, guardate dove si pianta il pallone, mette molto bene le mani. 7 a 5 parziale, ancora il servizio Marco Novello, salto spin per lui, lo vedete inquadrato in questo momento, l'opposto di Treviso, bella battuta, la salva molto bene Leonardo Ferrato e direi che questo punto è suo. Bravo Leonardo, grande colpo tecnico, peccato non ci sia replay perché era bellissimo da rivedere. 7 a 6 il parziale a favore del Volley Treviso, una lunghezza di svantaggio alla QN Padova che va in battuta con il numero 41 Riccardo Zanatta. Ed è pronto Riccardo Zanatta per effettuare il suo servizio. Si fa sentire il tifo di Padova qui alla Palasport di Carainati. San Zenone di Vezelini, salto float per lui, buona battuta, una buona cadenza di Treviso, attacca da seconda linea Marco Novello, viene difeso da Padova,
e c'è un fallo commesso da Chioene sul secondo tocco del regista Leonardo Ferrato. 8-6 parziale, di nuovo più 2 per il Volley Treviso, che va al servizio con il capitano Marco Vittorio. Ceolin, ottimo battitore, salto flot, ecco lo zoom all'inquadratura del capitano del Volley Treviso, salto flot per lui e trova l'ace. Si toglie dalla direzione del pallone Filippo Meoni. 9-6 parziale, più 3 per la formazione guidata da Giovanni Cappelletto in questo quarto set. Ancora il servizio Marco Vittorio Ceolin, e vediamolo questo servizio del capitano del Volley Treviso. Buona Rice, primo tempo murato dal Volley Treviso da parte del capitano Eric Beggiato, che trova il muro di Treviso, appunto come dicevo, e chiama time out Giorgio Sabadin. 10-6 parziale, più 4 a favore del Volley Treviso. Riprende nuovamente questo match, questo è il quarto set, avanti Treviso 2-7-1 e sta conducendo anche questo quarto set. 10-6 è il momento, il parziale, 4 le lunghezze di vantaggio per la squadra guidata da Giovanni Cappelletto, che è il servizio con il numero 15 Marco Vittorio Ceolin. Ottimo battitore, questo è il suo quarto servizio in questo giro. Salto flot, prende anche il nastro, ci arriva il libero con la mano a prendere questo pallone, ma il muro di Treviso non fa passare questa serie di attacchi. Però questo sì, messo a segno da Filippo Meoni, interrompe questa serie positiva del Volley Treviso il giocatore numero 25 della Chioene Padova. 17 parziale, al servizio numero 19 Tommaso Uzzo. Salto flot, e viene lì, trova il muro, ball al primo colpo, al secondo invece smorza un po' il pallone, invece della forza ci mette la precisione e trova il punto in zona 6. 11-7 parziale, di nuovo più 4 per il Volley Treviso, che va al servizio con il numero 9 Federico Crosato. E si attende il capitano Eric Beggiato, che si è sistemato la legatura delle scarpe. Al servizio Federico Crosato, salto flot e cade questo pallone, ma out di un soffio. Punto per la Chioene Padova, 11-8 il parziale. Al servizio abbiamo il numero 25 Filippo Meoni. Salto, spin per questo giocatore, bellissima questa battuta, buona che la Rice di Treviso, e c'è l'attacco ancora vincente di Alberto Pol. 12-8 il parziale. Al servizio abbiamo il numero 14 Paolo Porro, il regista del Volley Treviso. Salto spin per lui, ottimo battitore, vediamo se farà male la ricezione della Chioene Padova. Prende il nastro la palla, quindi smorzata, viene anche gestita meglio
Termina out questo attacco della QN Padova. 13 Treviso, 8 Padova. Vediamo il replay in questo momento. Sì, ancora il servizio Paolo Porro. Salto spin per lui. E finisce out di 2 metri abbondanti, mi sembra, questo pallone. 13° punto per il Volley Treviso, 9 per la QN Padova, 4 lunghezze di svantaggio tra le due formazioni. Al servizio il capitano Eric Bezzato. Bellissima battuta, riceve sugli 8 metri Volley Treviso, deve attaccare una palla morbida. Marco Novello. Bellissima diagonale di Gottardo. Mamma mia ragazzi, che attacco di Alberto Paul. Non stava capendo cosa stava succedendo, probabilmente pensava non fallo. Guarda che robe, neanche il muro è riuscito ad arrivare. Paolo Porro ha fatto un miracolo su questa palla. 14-9 il parziale, 5 le lunghezze di distacco. Al servizio numero 6 Alberto Paul. Salto spin per lui. Riceve molto bene Filippo Meoni. Gioca di prima Ferrato, ma il Volley Treviso riesce a contrattaccare. Arriva di qua il pallone, Padova ricontrattacca e Mattia Gottardo mette a terra il 10° punto per la QN. Ecco il replay. Al servizio un altro grande battitore, Leonardo Ferrato. C'è del sudore nel campo del Volley Treviso. Sbaglia il servizio, 15° punto per il Volley Treviso che si riporta a +5 in questo quarto set di questa finale under 18 maschile. Ricordiamo che il Volley Treviso conduce 2-7-1. Si è aggiudicato il secondo e terzo set, il primo invece si era aggiudicato la QN Padova. In battuta Matteo Mozzato per il Volley Treviso. Salto flop, buona ricezione del libero della QN e buona alzata del regista Leonardo Ferrato e ottimo attacco di Tommaso Guzzo. Diagonale vincente, 11° punto in questo quarto set per la formazione guidata da Giorgio Sabadin. Al servizio abbiamo il numero 3 Mattia Gottardo. E termina in rete il suo servizio. Altro errore in battuta per la QN di Padova. QN Padova, mi hanno detto che la D non c'è, infatti. Esce il numero 5 Marco Novello, viene sostituito al servizio dal numero 2 Andrea Baruta, l'ex di turno. Giocava infatti con la QN Padova fino a qualche anno fa. Salto flotta, buona battuta, tocca il nastro. Mamma mia, svetta a muro su questo pallonetto Paolo Porro. Vediamo se c'è il replay. 17-11 il parziale. Guarda, attende fino all'ultimo. +6 per la formazione del Volley Treviso. Ancora il servizio Andrea Baruta, ma c'è time out chiamato da Giorgio Sabadin. E riprende nuovamente questo quarto set della finale under 18 maschile. Conduce 17-11 il Volley Treviso nei confronti della QN Padova.
come è avanti anche il Volley Treviso 2-7-1, potrebbe risultare decisivo questo quarto set. Al servizio abbiamo Andrea Baruta per la squadra trevigiana, salto flot per lui, viene ricevuta bene questo pallone dalla QN Padova, e c'è il muro out, trova l'attacco vincente il QN di Padova e va al servizio con il numero 41 Riccardo Zanata. Salto flot anche per lui, buona ricce il capitano e primo tempo vincente di Federico Crosato. Guardate il replay, ricce alzata di Porro e Crosato mette a terra questo pallone che è stato messo sulla mano da parte di Paolo Porro. In battuta il capitano Marco Vittorio Ciolin, salto flot per lui e trova l'ace, 19-12 più 7. Allunga ulteriormente il vantaggio la squadra trevigiana in questo quarto set. Nuovamente in battuta Marco Vittorio Ciolin, ma c'è un cambio nelle fila della QN Padova, scusate. Entra con il numero 31 Pietro Rossi e va a sostituire il numero 19 Tommaso Guzzo. Vittorio Marco Ciolin al servizio. Salto flot, battuta sul nuovo entrato, buona la ricezione, prova il pallonetto Filippo Meoni, ma difende Volley Treviso. Questa volta però con l'attacco del nuovo entrato Pietro Rossi, la QN Padova trova il 13° punto. Al servizio nuovo entrato Pietro Rossi, lo vedete inquadrato in questo istante, salto flot per lui. E trova lungo linea vincente Paolo Porro, chiamato in causa da Andrea Baruta. (20 Treviso, 13 Padova). In battuta il numero 9 Federico Crosato. E trova l'ace, 21-13 più 8, massimo vantaggio in questo quarto set per il Volley Treviso. Ancora il servizio Federico Crosato, (21-13 parziale). Salto flot e mette in seria difficoltà la ricezione. Arriva una free ball nel campo del Volley Treviso, chiamato in causa il primo tempo di Matteo Mozzato, e c'è il contrattacco della QN Padova che viene difeso ulteriormente dal Volley Treviso. Va a attaccare Paolo Porro che trova un altro punto, mani out. Che partita questo Paolo Porro, mamma mia. 22-13. Ancora il servizio Federico Crosato, salto flot per lui. E attacca out Filippo Meoni, 23-13 più 10, e c'è un cambio, esce appunto Filippo Meoni e viene sostituito dal numero 33 Stefano Artuso. 10 lunghezze di vantaggio per il Volley Treviso in questo frangente, ipotecano seriamente la vittoria di questa finale. Ancora il servizio Federico Crosato, 23-13 parziale. Salto flot, trova il nastro e con un po' di fortuna e la gamba già a terra. E la gamba già a terra del numero 31 Pietro Rossi trova l'ace. L'arbitro richiama anche alla calma
Eric Bezzato che calcia il pallone, capitano un po' troppo nervosetto. Ancora il servizio, Federico Crosato, e con questo ace, altro ace, 25-13, si aggiudica il titolo Under 18 maschile 2019. Il volley Treviso che festeggia in mezzo al campo, saltellando tutti assieme. Il primo set se l'è aggiudicato la Chione Padova, poi il volley Treviso ha ingranato la marcia, c'è stato a volte un po' di equilibrio, ma poi appunto la squadra trevigiana ha preso il largo e si è aggiudicata questo match. Vince 3-7-1 il volley Treviso nei confronti di Chione Padova. E state vedendo i giocatori festeggiare assieme dopo il saluto da queste due formazioni. Campioni Under 18 maschile 2019, il volley Treviso. E la Chione Padova saluta il proprio pubblico, tutta la squadra a parte il capitano Eric Bezzato che ha qualcosa da ridire, forse sulla sua prestazione penso, perché per il resto non può recriminare nulla, non un gran comportamento da capitano. Però andiamo a vedere invece chi ha vinto il titolo e sta gioendo il volley Treviso. Guardatevi, festa, e saltano, e fra poco ci sarà la finale Under 18 femminile tra Limoco Volley San Donà e la Duna Volley Padova.